Dal secondo anno di Joas, figlio di Joacaz, al diventare re di Giuda Amazie, figlio di Joas. Aveva 25 anni quando monta su e a regnare a Gerusalemme per 29 anni. Suo mari aveva non Joadin e era di Gerusalemme. Al fasece che piaceva il Signore, no però come suo buon David, a lei in tutto da di suo pare Joas. Dome che gli altari sui luxals non sparire in gran, e il popolo al continuare a offrire sacrifici sui luxals. Quando arrivava il comando ben salte sus mans, al maccià che i graduas che avevano copato il re sopari. Ma non condannava a morte i figli dei assassins, come che l'ha scritto nella legge di Mosè, là che il Signore l'ha ordinato. I paris non saranno copati per colpa dei figli, né i figli per colpa dei paris, ma ognuno sarà copato per colpa del suo delitto. Alleluia che l'ha battuto i Edomiz te valade dal sal, dismil di loro, in che vuere alla chiappata della Crete, che dopo gli ha mettuto non Ioctel, come che le han clamate fin in ti di voi. In quel frattempo Amazie al mandà mes a Joaz, figlio di Joacaz, figlio di Jeu, re di Israele, per digli, Anin e misurinsi. Joas, re di Israele, gli mandà in daura a Amazie, re di Giuda, queste risposte. La burale dal Liban, gli mandà a dia i cedris dal Liban. L'asse che gnofia il chiolito fie, ma gli sbesti salvadis dal Liban, passant e peschiare in la burale. Tu hai avuto una vittoria quintri di Edom e tutti i monti sel Chiaf. Tegniti la tua gloria e stati a tu. Perché mo Allah ci disgraziis e preparati le rovine per te e per Giuda insieme con te? Ma Amazie non lo ascoltà gran e Joas, re di Israele, si mette in marcia. Si misurarono lui e Amazie, re di Giuda, a Bet Semes in Giuda. Giuda la perdè con Israele e ognuno ha stiampato sottende. Riguardo al re di Giuda, Amazie, figlio di Joas, figlio di Acazie, e il re di Israele Joas lo chiappò prigioniero a Bet Semes e lo menò a Gerusalemme. Al fare un slambrit ai muri di Gerusalemme, da porte di Efraim fino alle porte del cantonale, sui 400 comedons. Arrafà tutte l'aur e la rint e tutto il fornimento dal Tempio del Signore e dal tesoro del Palazzo Reale, senza mettere in conto gli ostaglios e al tornare a Samaria. Il resto delle storie di Joas, duce che l'ha fatto e il suo valore, e c'è molto che gli ha fatto le guerre a Amazie, re di Giuda, tutto questo non è scritto dai libri dei Anai, dai re di Israele. Joas indormì di via coi suoi vons e lo sotterrarono a Samaria, d'ogni dei re di Israele. Impendi lui a regnare suo figlio Geroboam. Amazie, figlio di Joas, re di Giuda, aveva anche 15 anni dopo di morte. Al vive anche 15 anni dopo la morte di Joas, figlio di Joacaz, re di Israele. Il resto di storie di Amazie non è scritto al libro dei Anai del re di Giuda? E complottare in quintri di lui a Gerusalemme e lui a stiampà des bandes di Lachis, ma i correre in Daur fino mai a Lachis e la Iulo coparin. Lo trasportare in cui chiavai e lo sotterrare a Gerusalemme, d'ogni dei suoi vons, te città di David. Tutto il popolo di Giuda al Sielge Ozie, che aveva 16 anni, e lo proclamò re insieme in pendi sopari Amazie. E alleluia che la tornava a su Elat e a tornare a Giuda dopo che il re si indormì di via con i suoi vons. Dal 15° anno di Amazie, figlio di Joas, re di Giuda, al diventare re di Israele a Samaria, Geroboam, figlio di Joas, e a regnare per 41 anni. Al fare robis che il Signore non può sopportarlis, e non si slontanò in noi dai pecchiari di Geroboam, figlio di Nebat, che aveva striscinarsi da Ur anche Israele. I tocchiò a lui di ripiare tutto il territorio di Israele, dalle entrate di Amat fino al mar dei Arabe, secondo che aveva detto il Signore Dio di Israele, mediante il suo famei e il profeta Gione, figlio di Amitai, di Gat Efer.
Perché il Signore aveva veduto le grandi miserie di Israele, che non diere poi ni sclavi, ni liberi, ni nessun che potesse dare soccorso a Israele. E il Signore non aveva disdinato di paraiù il nome di Israele, e dai cigli, e lo salvò a mies di Jeroboam, figlio di Joas. Il resto della storia di Jeroboam, duce che l'ha fatto il suo valore, c'è molto che combatté e al fase tornare a Giude e a Israele, Damasco e Amat, che non è scritto nei libri di Anai dei re di Israele. Jeroboam si indormì di via con i suoi uomini, lo sotterrarono a Samaria, d'ogni dei re di Israele, e tasso questo regnò suo figlio Zaccaria.